Ciao ragazzi, non so se vi ricordate, l'ultima volta ci eravamo lasciati con questa bellissima partita di Andrea che cercava di andare a promozione. E siamo in questo finale e ci aveva dato un indizio, e l'indizio era, se non mi sbaglio, che bisognava giocare su entrambe le ali. Ricordo bene? Esattamente. Ok, quindi presumo che la mossa adesso aspetta al bianco e bisogna capire che piano di gioco realizzare. Sì. Che cosa pensi di giocare qui? Allora, tenendo conto che la torre non possa mai lasciare la colonna B, questa è una cosa buona. Nessuna delle due, però. Ma Andrea, te la sparo lì, magari è una gran cavolata. Ma io non posso. Ah, tu dici che non ci sarà il modo, perché giustamente io non posso fare tipo una roba di questo tipo, portare il mio re dietro il pedone. E cambiare. Ah, interessante. Però tu dici una volta che lui arriva col suo re qui, io come faccio a entrare col mio re, No, aspetta, giusto? se sposto il re in E7 giochi torre G8 e poi devi Ah, infilarlo, no? ok. Quindi Eh sì. cioè, quella roba lì del ponte non si può fare in questa occasione? E che il punto è, non so, prova a giocare, prova a fare qualche mossa, Tipo, così. qualche tentativo, ok, cerco di aspettare. La mia idea è che appena ti avvicini provo a bombardarti di scacchi, poi Dai, scacchi da quando dietro. ritengo che il re sia sufficientemente lontano, poi torno sulla colonna B. Certo, certo, certo. Eh Quindi sì. non sei riuscito, no, a compiere No, no, progressi. no, no. Ok. Ok. Altre idee? Altre idee, forse potrei provare cose così. Quindi giocheresti F3? Sì, è l'unica che mi viene in mente per fare un po' Beh, di G6, eh, G4. presa, Ok, catturo. H7, G5. G6. Chiaramente quel pedone in B7 è troppo importante per fare robe così, giusto? Penso che sia patta teorica, no? Ah, perché non riesci mai a spingere. Mm-mm. Sì. Ma non penso, no? E se provo a entrare col mio re qui così, tu Darò uno dici. scacco. Beh, prova a giocare. Ok, potrei provare a tenere il pedone per qualche mossa, però ti semplifico la vita. Ah, Ok, certo, ok. sono sempre. Non ho rifugi, non ho mai rifugi col re. Certo. Niente, niente, no, non funziona. Inizio a dare scacchi finché il re Sì, non è sì, no, abbastanza lontano. non funziona. Ok, però è un buon tentativo. Io ho giocato F3, ma non è la corretta. Ok, Però, se vuoi, ti dico il mio modo di pensare, e come l'ho fatto. Cioè, hai visto che è un finale difficile, no? sì, Ti dico come ho pensato io. Ho usato le conoscenze che avevo all'epoca. Allora, devo provare a scomporre questo finale in finali più facili, va bene? È l'unico modo per ottenere la soluzione. Quindi ti faccio vedere il mio ragionamento. ok. Allora, proviamo a vedere un finale solo facciamo finta che la nostra mossa è che scompaiono per magia tutti i pedoni sulla scacchiera tranne il pedone B, no? Sì, In questo finale è una fortezza se il re nero va in G7, no?
Se il re sta in G7 in H7 la partita è patta. Re G7 o re H7 non un'altra mossa, perché se lui tergiversa con la torre H8 vince, no? Certo, certo. Infilata. Vai vai. Però re G7 è fortezza, cioè tu puoi fare tutto ciò che vuoi, no? Ma ti danno uno scacco, attaccano il pedone ed è patta. Ok, ok. Quindi finali più composti. Allora, re G7 fa patta. Vediamo altri finali. Facciamo un finale con un pedone H. Questo finale comunque patta, e questo è patta teorica, è una fortezza. Tu non puoi vincere, perché lui continua a dare scacchi, sta con la torre sulla B e ti dà scacco se hai il re minaccioso. Sì. Poi vieni qua, diciamo che fai H4, no? Tu puoi avvicinarti a zigzag, ma non succede niente, può continuare a dare scacco, ma può stare fermo anche. H6 re H7 non vinci mai, perché lui continua a muoversi sulla B ed è patta teorica, o mi sbaglio? Quando il re è minaccioso do uno scacco e torno indietro, no? E che il re non può nascondersi dietro al pedone perché c'è la torre. Sì. Proviamo a fare un'altra versione, proviamo a prendere questo finale con il pedone G. Il re va in G7 e crea la stessa fortezza, non si può vincere, cioè puoi provare tutto ciò che vuoi e patta. Non ti continua ad aspettare, puoi mettere il pedone in G6 perché non posso prenderlo, però muovo la torre ed è patta. Dubbio sei d'accordo che è patta? No, Posso anche bombardare di scacchi, cioè bombardo di scacchi il re, quando si allontana dai pedoni torno sulla B. Certo. Ok. Col pedone F invece è vinta. Ok. Quindi se io ho il pedone F, qua vinco in modo facile. Lui deve muoversi. Qual è il mio piano più facile di vittoria? Spingere in F6. Cioè non mi serve nemmeno il re. Perché? Perché cioè, facciamo finta che lui continua a stare F5. Non può prendere perché andiamo a donna, no? Certo. Non può abbandonare la B. Mette la torre in B6, gioco F6 e vinco. Perché? Se prende il pedone con il re, scappo e vado a donna. Se prende il pedone con la torre, mi sposto e vado a donna. Se vai in F7 col re? Su re H7 vado a donna. Se vai in F7 l'infilata di prima. Ah, giusto, perché lo allontani da... Certo. Esatto. E quindi il pedone F vince. Quindi se torniamo indietro nel finale di prima, penso che fosse... Il nostro pedone vincente potrebbe essere il pedone F. Ah, non so se hai notato una cosa, non so se hai notato che lui non può mai giocare G6, no? Perché abbiamo torre H8. La sua difesa migliore... Quindi, guarda, io adesso potrei provare a forzarlo o a giocare G6 o a mettere il re in... H7, no? Io voglio che cada i 6, io voglio cercare di avere il pedone F passato. Allora, il modo migliore per vincere questo finale è, due punti esclamativi, G4. Perché G4? Perché, allora, se gioca re G6, G per H5 si vince teorico come poi è venuto in partita, dopo te lo faccio vedere. Se il nero gioca G6 per tenere il pedone H, il nero perde al colpo, no? Certo. Quindi diciamo che il nero cattura, e gioco H5. Ora non so se vedi che c'è il principio di uno Zuzvan. Il nero è completamente paralizzato. La dominazione delle forze nere è completa. Non è possibile spingere il pedone G in qualunque casella per torre H8, no? E vince. Il re non può andare in F6 per scacco, non può andare in E7 per torre G8 infilata, quindi il nero non può muovere il re, no? Il nero ha finito le mosse. Sì. E la torre deve rimanere sulla colonna B, se no il nostro pedone può muovere. Quindi il nero deve limitarsi a muovere lungo la torre lungo la colonna B, e ora abbiamo vari piani. Allora ti dico la prima parte del piano. La prima parte del piano è catturare il pedone in G4. Una volta che il pedone in G con il re, una volta che il pedone in G4 è caduto, giocare H6, che lui non può prendere, no? Perché perde. Certo. Quindi io catturo G4, poi gioco H6, H per G7, Re per G7. Il re non potrà più tornare in F7 a difendere i 6 perché c'è l'infilata, no?
wanna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. E poi una volta che ho preso in G4, che ho cambiato questi due pedoni, terza fase vado a guadagnare il pedone in E6, quarta fase vinco con il pedone F. Queste sono le 4 fasi del piano. Geniale. Quindi adesso andiamo a prendere il pedone in G4. Tu prova a difenderlo da nero. Diciamo Scacco al re. Sì, scacco al re forse non ti conviene perché comunque mi avvicino, no? Prima o poi. Ok. Magari puoi aspettare, magari puoi fare un trucco così. Ah sì, puoi dare scacco così come prima, però c'è gioco re 3, cosa fai? Beh, è la stessa cosa, guarda, questo è un trucco carino, perché se andiamo in F4 non possiamo più vincere perché certo. scompare il nostro pedone, no? Quindi qua siamo furbi, re 3, e qua Zuzvan, il nero in Zuzvan. Sì. Perché se muove il pedone E noi andiamo a prenderlo già, no? Che qua non può prendere F2 perché andiamo a donna. Quindi cade il pedone, poi pian piano torniamo indietro e andiamo a prendere G4, no? Non può difenderlo perché, scusami, se lo re 6 scacco, no? Il re non può muoversi. Sì. Quindi diciamo che ora aspetta, gioca torre V4, però noi portiamo il re. Il pedone in G4 ti assicuro che prima o poi cade. Come fa ora lui a impedirci di giocare re F1, re G2? Prova a proporre qualcosa. Dovrebbe stare sempre sulla terza traversa? Sì, però noi andiamo qui. Però come fa a mantenere la terza traversa? Certo, a un certo punto deve... Cioè, qua... Sì. Ora ci spostiamo. Ora deve abbandonare la... Cioè, se viene qui ci avviciniamo. Certo. E ora qua Zuzvan. Sì. Se muove la torre cade G4. Se muove il pedone in E5 prendiamo I5 poi prendiamo G4. Mamma mia. Se mette la torre in H3 giochiamo una triangolazione, re G1, torre V3, re G2, Zuzvan. Bello, no? Mamma mia. Quindi diciamo che lui ora aspetta. Ora Zuzvan, ora deve muovere. Qua non può prendere F2 perché non è con scacco, se prende F2 andiamo a donna. Ecco, Andrea, scusa, ho visto tutte le volte in cui dici andiamo a donna, metti la torre qui. Ma... puoi anche dare scacco, no? Ok. No, però dico, visto che... Però dopo dobbiamo vincere, ho visto casi di... Sì, qua vinciamo perché diamo che tu dici il fatto che lui abbia ancora la torre magari dai possibilità. Sì, no, qua cade lo stesso, però anche recentemente ho visto casi di gente che non vince re donna contro re torre, quindi dici è vinto, però perché lavorare di più, no? Ok. Magari dobbiamo pensare, è ancora faticoso. No, d'accordo al 100%. Però è vinto, per vincere è sufficiente, per vincere lavorando di meno. È giusto. Quindi abbiamo preso il pedone, lui da scacco, ma noi a un certo punto evitiamo gli scacchi, poi seconda parte del piano, lui muove, noi giochiamo H6. Lui non può muovere, non può catturare. È chiaro. Perché se prende in B7, quindi farà re G6, noi raggiungiamo questa posizione e a questo punto andremo... ora il re non può tornare in F7, quindi noi cerchieremo il pedone, cioè lui non può... Cioè cosa può fare? Re H7, re F7, no? Sì. Ma noi guarda ci avviciniamo, il re ha solo la colonna B, e noi ci avviciniamo e qua sei d'accordo che perde. Certo. Cioè qua ci avviciniamo e ora una perdita di tempo, F3, F3, F4, F3. Se torre C6 andiamo a donna, su re F7 infilata, no? Su re H7 un altro Zuzvan, no? E poi dopo prendiamo E6. Ora lui può darci scacco, ma noi possiamo tornare indietro a zigzag e anche se il re è passivo non ci serve più il re per vincere, noi vinciamo col pedone F come prima, come il finale che vi ho fatto vedere prima. Mamma mia. Bello, no? Bellissimo, questo è un capolavoro. Quindi G4 avrebbe vinto. E quindi in quante mosse poi è durata questa partita? No, io non ho giocato G4.
Ah, ok, ok. No, ma io ho pensato la stessa cosa, ma l'ho fatta male. Io ho giocato, ma lui l'ha fatta peggio però. Io ho giocato F3. Ok. Io ho giocato Re G6, ho giocato G4 e qua cosa deve fare? Lui deve cambiarmi il pedone F. H per G4 e patta. Ok. Io posso fare anche H5, lui va in H7, qua è patta teorica, deve fare G6. Ok. Perché? Perché anche se io gioco H per, anche se cade il 6, con i due pedoni G non vinco. È patta Ok. teorica. Che ho bisogno del pedone F. E se Certo. gioco H6 non vinco lo stesso, perché è una fortezza. Non può prendere in H6, ma cioè, anche se perde il pedone in E5, cioè, anche così è patta teorica. È patta teorica, non riesco a vincere. Sì, perché? Perché mi attivo un attimo, da scacco, no? Porta il re passivo, quando il re Certo. Quindi questo ce l'ha fatta. Lui ha giocato Re H7, errore, e ora sì, dopo questo scambio di errori, gioco il piano corretto, che era ciò che volevo fare, gioco G per H5. Che mi doppio i pedoni, sembra che non vada bene, ma questa mossa vince perché vince? Perché ora voglio giocare H6, cambiare il pedone, e poi vado a prendere il 6. E vinco, guarda, lui qua ha giocato torre B6, re di 4, torre B5, re 4. Ora se giochi E5, qua è già Zuzvan, non so se sei d'accordo che alla prossima guadagno già. Certo. Quindi ho giocato torre B1, re E5. Ora se gioca torre 1, re D6, deve tornare sulla B e quindi gli cade comunque E6, no? Quindi lui ha giocato torre B6. Ecco qua Zuzvan alla prossima mossa perde E6, no? Perché la torre ha solo la B, sei d'accordo, no? Certo. Torre B1, re per E6. Qua adesso da scacchi e torna indietro, perché tanto gli scacchi finiscono perché mi muovo a zigzag F5. Ancora una volta la torre si muove solo sulla B, se no vado a donna, non ha mai tempo di venire ad attaccarmi i pedoni, se no promuovo. Lui gioca torre B2, a questo punto che cosa non è imprescindibile? I pedoni H. Qua ha giocato H6, perché cioè non mi servono, il mio candidato alla vittoria è questo pedone. Ora se lui gioca re per H6, torre H8 e vado a donna. Se gioca G per H6, il pedone F vince. Anche se sta fermo, no? Beh, può dare scacchi ma allunga solo gioca questa F6 e vincono. H7, F7, torre H8. E qua la partita è stata una lunga lotta, quindi lui ha giocato G per H6, F6, re G6, torre G8, re H5, e qua dopo aver controllato tutti gli stalli che non esistono, donna e abbandonato. Sì, perché non esistono stalli, no? Perché non so, perché può catturare H4, non so se proprio lo scontro scacco, ok. e poi dopo carino, no? Questo finale. Bella. Però molto difficile, però spero che sia stato istruttivo, e soprattutto la scomposizione del finale complesso in finali più semplici, cioè, perché ecco, questa è una cosa che anche spiego. Per esempio molti mi chiedono, ma cioè, perché insistere sui finali semplici, no? Non so, re torre pedone contro re torre o cose così. È che tu puoi usare alcuni concetti, gli stessi concetti geometrici per cercare di risolvere finali difficili, no? Secondo me è molto interessante come concetto. Sì. Bello Andrea, veramente sono commosso fra poco, veramente. Bella. Grazie. Bello. Va bene, ragazzi. Se è piaciuto questo format si può continuare, io penso che sia abbastanza didattico. Certo, lo è al 100%. Bene. Ragazzi, grazie per aver visto tutto il video fino a qui. Sono video lunghi ma veramente istruttivi, quindi ci vediamo allora alla prossima di questo format. Alla prossima. Grazie Andrea, ciao. Grazie, ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!